Apriamo la Bibbia. Leggiamo una parabola che troviamo scritta in Luca, capitolo 10, dal versetto 25. Leggeremo fino al verso 36. La parabola del buon samaritano. La conoscete? Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi, cambiamo posizione, ma soprattutto onoriamo la parola di Dio. Alleluia, a Dio la lode e la gloria. Ed ecco, un certo dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ed egli gli disse: nella legge che sta scritto? Come leggi? Egli rispondendo disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: tu hai risposto rettamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù replicando disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via. Lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano, che era in viaggio, giunto presso di lui, lo vide e ne ebbe compassione. E accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e del vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a un albergo e si prese cura di lui. Il giorno dopo presi 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui. E tutto ciò che spenderai di più, quando tornerò, te lo renderò. Quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E quello rispose: colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse: va e fa anche tu la stessa cosa. Amen. Amen. Dobbiamo accomodarci, gloria a Dio, accomodatevi, grazie. Alleluia, va e fa anche tu la stessa cosa. Alleluia, noi dobbiamo fare. Oltre che sapere, conoscere, dobbiamo anche fare. Avete mai sentito il detto predica bene e razzola male? Abbastanza. Cioè molti sono bravi a parlare, no? E sanno, conoscono. Ma quando si trova il momento nel quale devi dimostrare che tutto il tuo sapere sfocia in qualcosa di semplice nel fare, non lo si fa. Dio ci aiuta ad essere coerenti. Dobbiamo fare, dobbiamo essere credenti, dobbiamo essere cristiani. Amen. Così come dobbiamo essere servi di Dio, così come dobbiamo essere membri di chiesa, così come dobbiamo essere figli di Dio. Amen. Dio è coerente. Lui è Dio. Amen. E con ognuno di noi si relaziona in modo coerente, in verità, in sincerità. In Lui non ho mai trovato inganno. Amen. Gesù mi ha sempre parlato in verità. Mi ha sempre detto le cose in verità, nella verità. Non mi ha mai ingannato.
E mi sforzo, da quando ho compreso il suo amore per la mia vita, di essere leale più che posso verso di Lui. E questo dobbiamo fare tutti, essere leali verso Dio. Alleluia. Amen. Alleluia. Un dottore della legge, quindi uno che sa, un insegnante, si alzò per mettere alla prova Gesù. Si rivolge a Gesù non con sincerità, ma con un secondo fine, per metterlo alla prova. Voleva mettere in difficoltà Gesù. Ma chi può mettere in difficoltà Gesù, fratelli? Non lo si può mettere in difficoltà, perché Gesù ci disarma sempre. Di fronte alla verità, e Gesù è verità, tu non hai replica. La parola di Dio ci mette sempre di fronte alla verità e ci chiama sempre ad una scelta: chi vogliamo essere? Siete d'accordo? Amen. Quindi io questa mattina chi vuoi essere? Un bravo cittadino? Un bravo marito? Una brava moglie? Gloria a Dio, devi esserlo. Ma sopra tutte queste cose, Bravo figlio di Dio. bravo figlio di Dio. Amen. Un figlio di cui Dio si può compiacere. Alleluia. Gloria al Signore. Quindi questo dottore della legge va dal Signore con un inganno, non con sincerità. Noi vogliamo sempre andare con sincerità ai piedi del Signore. Amen. Siete d'accordo? Amen. Così come siamo. Miseri, fallaci, indegni. Non mettiamo davanti le nostre perfezioni, perché non ne abbiamo. Ma così come sono, io vado ai piedi del Signore. Amen. E quando vado ai piedi del Signore ho assoluta consapevolezza che io non merito nulla. Amen. Questo dottore della legge va con un secondo fine per mettere alla prova Gesù e gli dice: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Una domanda profonda, è vero? E la risposta di Gesù si adegua a quello che è la persona. Tu sei un dottore della legge, cosa sta scritto nella legge? L'abbiamo letto, sappiamo cosa è scritto nella legge, vero? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Questo vale anche per me e per te. Amen. Con tutto il cuore. Amen. Dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore. Alleluia. Con tutta l'anima tua. Con tutta la forza tua. Con tutta la mente tua. E assieme a queste cose devi amare anche il prossimo come te stesso. Amen. Amen. Alleluia. Bisogna amare Dio con tutta la forza che è in noi. Amen. Questo significa allontanarci da ogni superficialità. Amen. Purtroppo la Chiesa oggi è molto superficiale, i credenti siamo molto superficiali. Ma Dio ci dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua. Alleluia. Se amiamo così il Signore, riusciremo anche ad amare il nostro prossimo, che sono gli altri nel bisogno. Amen. Amen. Non possiamo dire amo Dio, la bocca piena di questo amore. Amo Dio, Dio è la mia vita. Oh Dio, Dio, Dio. E poi quando vedi una persona che è nel bisogno, ti giri dall'altro lato. Ma se ami Dio? Ami Dio? Ama anche il tuo prossimo. Amen.
Alleluia. Questo è un insegnamento forte, molto forte che dà il Signore. E quest'uomo, volendo giustificarsi, perché si sente in colpa, si sente mancante, lui sa di venir meno. Si giustifica. Ma chi è il mio prossimo? Scusa la mia ignoranza, ma chi è il mio prossimo? Il dottore della legge non sa chi è il suo prossimo. Questo ci fa capire che non sempre la cultura anche biblica ti fa capire chi è Gesù veramente. Amen. Gesù si rivela ai piccoli, Amen. siete d'accordo? Amen. Si rivela ai bisognosi, agli afflitti, a quanti gridano a Lui, Amen. Alleluia. non a quanti sanno la dottrina, che bisogna sapere, non voglio, non fatemi dire cose che non sto dicendo. Ma ama il bisognoso, si rivela pienamente nel bisognoso, in quei cuori afflitti. Ringraziamo il Signore per la nostra afflizione. L'Apostolo dice: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Perché? Perché il Signore si rivela nella nostra prova, nella nostra difficoltà, ci piega. E io voglio essere piegato dal Signore. Amen. Se non riesco a piegarmi come Lui vuole, Signore, piegami al tuo volere. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Santo sei Signore. Quest'uomo, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù poteva con poche parole spiegare il prossimo, e invece decide di raccontare una similitudine, una parabola, un esempio. E dice così: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Gerusalemme è ancora oggi una città in altezza, in altitudine. E quando si scende a valle si incontrano tanti pericoli. Quest'uomo da Gerusalemme, dove stava bene, decide di andare a Gerico. Scende e si imbatte nei briganti. Lo pestano, gli rubano tutto, lo lasciano sanguinante, ai margini della strada. Non so voi, ma quest'uomo che da Gerusalemme scende a Gerico parla di quelle persone che lasciano la grazia di Dio, la salvezza, per imbattersi in qualcosa che non conoscono bene, o con una prospettiva forse di felicità, di gioia, o di una sicurezza, o di una riuscita, non lo so. Passa il primo religioso, lo guarda e passa oltre. Passa un altro religioso, un levita, anche questo religioso, lo guarda e passa oltre. E invece si trova lì per caso un samaritano, che erano nemici giurati con i giudei. Invece questo samaritano, che non era religioso, era di un'altra religione, di un altro insegnamento, di un'altra cultura, ha pietà di quell'uomo. Non gli interessa se era ebreo, se era giudeo, se era credente, se era cristiano, non gli interessa, si prende cura di lui. Quando abbiamo incontrato Gesù, non ci sentivamo a pezzi, o no? E Gesù è passato oltre o si è preso cura di noi? Alleluia. Questo buon samaritano è la figura di Cristo, straniero, era straniero per me, io ero straniero per lui, o no? Ma lui ha avuto misericordia di me, Amen. si è fermato, si è accostato. Quel samaritano ha curato le ferite di quell'uomo,
Gesù ha curato le mie ferite Amen. e Dio sa quanto ero ferito. Con olio e vino. Olio figura dello Spirito Santo e il vino figura del sangue di Cristo. Come si è preso cura di noi il Signore? Col suo sacrificio compiuto sulla croce. Amen. Quel sangue era per me, per te. Alleluia. Alleluia, lo Spirito Santo. Alleluia, si è preso cura del nostro cuore. Alleluia, questo samaritano cosa fa? Lo prende, dopo averlo curato, lo mette sul suo cavallo. Lui a piedi, ma quell'uomo che non poteva camminare era a cavallo. E lo porta in una osteria. Sta con lui per qualche tempo. Poi deve andarsene via. E dice all'oste, prenditi cura di lui. Qua ci sono dei soldi. E se non bastano, quando io tornerò, ti darò quello che tu hai aggiunto. Questa osteria che cos'è? È figura della Chiesa del Signore. O no? Il Signore ci mette in Chiesa, perché qui noi possiamo trovare la cura per l'anima nostra. Amen. C'è un oste, qualcuno che ha la responsabilità di prendersi cura delle anime. Amen? Amen. Alleluia. Perché Dio ha dato qualcosa a quest'oste. Qualche talento. O forse sente compassione anche per le anime. E questo dobbiamo fare chiunque vuole servire il Signore. Amen. Avere compassione per le anime. Amen. Alleluia. Prenditi cura di Lui. Dio ci dia grazia di prenderci cura delle anime. Amen. Dio ci dia grazia di saper stare dove il Signore ci ha messo. Amen. Amen. Dio ci dia grazia di apprezzare la Chiesa del Signore, Amen. la nostra comunità. È bello quando uno dice la mia comunità, non perché tu ti appartiene, la Chiesa del Signore, ma nel senso che dove io trovo ristoro per l'anima mia, dove trovo altre pecore come me e insieme ci facciamo conforto, ci edifichiamo, mangiamo la stessa erba e lo stesso pastore si prende cura dell'anima nostra. Gloria a Gesù. Gloria a Dio. Per questo il Signore ha stabilito la Chiesa, perché quelli che Lui salva devono poi mantenersi. Amen? Amen. Alleluia. Perciò ci edifichiamo e tante volte il pastore manda messaggini o WhatsApp, no? E da tanto tempo che non vieni in chiesa. Cosa è successo? Posso aiutarti? Stiamo nella casa del Signore. Amen. Quest'ora, un'ora e mezza, non è un'ora e mezza persa. Cantiamo le lodi al Signore. E Dio dimora nella lode del suo popolo. Amen. Bei cantici, brutti cantici, ogni cantico è bello per me. Vecchi, nuovi, non ha importanza, non ho mai fatto distinzione di cantici, ma tutti i canti che parlano di dare gloria a Dio edificano il mio cuore. Amen. Poi si prega. E c'è un momento più bello della preghiera, quel parlare con Dio, essere uniti nello Spirito. Alleluia. In quel momento l'anima nostra, mentre partecipiamo ai canti, alla preghiera, all'adorazione, si sta nutrendo. C'è una medicina invisibile che il Signore sta mettendo nel nostro cuore per fasciare le nostre ferite, curarci. Gloria a Dio. E poi quando è il momento della parola di Dio, quella è la parte centrale del culto. Scusatemi. Belli sono i canti, è bello il momento della preghiera, no? È la parola. È il Signore che ci sta parlando. Amen. Alleluia. E grazie a Dio sempre per la sua parola. Amen. Perché il Signore ha sempre qualcosa da dirci. Amen. Alleluia. E ogni qualvolta
ascoltiamo la parola di Dio, vogliamo dire: parla al mio cuore, Signore. Questa parola è utile a insegnare, a correggere, a educare alla giustizia. Gloria al Signore. Questa parola ci forma, rettifica il nostro cammino, è una luce sul mio sentiero, dice il salmista. La tua parola è una luce sul mio sentiero. Amen. Alleluia. Prenditi cura di Lui e tutto ciò che spenderai di più quando tornerò, te lo renderò. Alleluia. Dio usa i sacrifici. Servire il Signore è anche un sacrificio. Alleluia. E a volte si fanno tante rinunce. Però il Signore dice: quello che spenderai in più, al mio ritorno, io te lo renderò. Se ci adoperiamo per il Signore, per servirlo, per prenderci cura di qualche anima, non è tempo perso. E se a volte costa, sappiamo che abbiamo un premio grande. Amen. Un premio grande nel cielo. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. La spiegazione è chiara. Gesù poi dice a questo dottore della legge: chi secondo te è stato il prossimo? Dell'uomo che era ferito, chi è il prossimo? Chi ha usato misericordia verso il prossimo? Dice la risposta esatta: quello che gli ha usato misericordia. Amen. Vedete, la religione non ci fa essere credenti. La religione pure semplice, è scritto nella Bibbia, è soccorrere gli orfani, le vedove. La religione lega, è un legame. Cristo ci libera. Amen. Noi non siamo religiosi, siamo figli di Dio. Amen. Amen? Amen. E come figli di Dio vogliamo avere a cuore l'opera del Signore. Amen. Vogliamo curare anche noi stessi spiritualmente, perché noi siamo l'opera di Dio anche. Alleluia. Non manchiamo alle riunioni di culto, perché Dio ama radunare il suo popolo. Amen. Quanto è bello e quanto è caro che i figli di Dio dimorino insieme, perché lì il Signore ha stabilito che ci sia la benedizione e la vita in eterno. Amen. Quando si sta insieme c'è una benedizione speciale. C'è una benedizione speciale anche quando siamo a casa nostra, che preghiamo, sì, ma è una benedizione particolare quando si sta insieme. Amen. Gesù si presentò ai suoi discepoli al risorto mentre erano insieme. Vi ricordate o no? Non va a visitare a uno singolarmente i discepoli, ma quando erano insieme. E qualcuno si perse anche l'evento. Tommaso, glielo raccontarono. Ma se io non vedo con i miei occhi, non tocco con le mie mani, io non crederò. Gesù, che sa ogni cosa, si ripresenta. E questa volta c'è Tommaso. Tommaso, vieni. Tocca le mie mani, guarda. Oh Signore, Dio mio. Alleluia. Vogliamo credere nel Signore. Amen. E quando si dice credi nel Signore è qualcosa di molto, molto, molto profondo. Noi siamo qui non perché il pastore possa pensare male di noi se non veniamo in chiesa. Siamo qui perché crediamo in Gesù. Amen. Crediamo che il Signore è degno della nostra lode. È vero? Crediamo che il Signore vuole il nostro sacrificio di lode, di adorazione. Questo è il nostro sacrificio. Nel vecchio patto c'erano gli animali che dovevano essere uccisi e il sangue doveva essere versato, no? Quello è il sacrificio che la legge pretendeva. Per noi ha pagato Gesù, si è sacrificato Lui. Amen. Ma c'è un altro sacrificio che Dio pretende, il sacrificio della lode del tuo cuore, il tuo culto, il nostro culto, affinché il suo nome sia glorificato e innalzato.
Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Vogliamo chinare il nostro capo.